5 pecore sbranate dai lupi in 24 ore nella proprietà di Ugo Cappozzo a San Michele di Bassano, al confine con Varrovina. Uno shock per questo nostro telespettatore che con tanto rancore in corpo ci racconta lo scenario che si è trovato davanti per 2 mattine di seguito. 3 pecore l'altra sera e 2 questa notte. Indubbiamente questi branchi sono diventati pericolosi ormai. Però io ritengo che siano ancora più pericolosi le persone che sono sedute nei nostri uffici, che praticamente io li considero degli ignoranti perché ignorano le fatiche che facciamo noi per fare tutto questo, tenere pulito. Le pecore erano qua perché aiutavano l'uomo a tener pulita quest'area. Beh, ovviamente le pecore sono qui per fare pulizia. Ovviamente se non si fa pulizia rimane erbaccia, rimane erba secca con possibilità di principi di incendi. E dice questa cosa è quello che succederà se si continua così, se si va avanti così. Beh, in futuro questo sarà l'avvenire. Capozzo ha denunciato la predazione delle sue bestie dilaniate dai lupi ai carabinieri forestali. Certo è che la gente si sente sempre più abbandonata, soprattutto da chi governa e dovrebbe pensare alla tutela di chi vive e lavora in un determinato territorio. Noi non siamo tutelati. Noi siamo vittime, allora le pecore sono vittime dei lupi e noi siamo vittime della gente che è in ufficio. C'è tanta rabbia. Moltissima.